Noi abbiamo comunque già deciso che sarà una giornata, quella dei funerali, in cui la città riconoscerà questa grave perdita e quindi di lutto cittadino, ma è un segno giusto di vicinanza che dimostra anche tutta la sua impotenza per quello che si riesce a fare in queste occasioni, in questi contesti. È un dolore profondo quello di San Donà di Piave, comunità che ancora una volta piange delle giovani vittime. Sia Maria Chiara Guida, 20 anni, che Alessandro Polato, 23, vivevano qui con le loro famiglie, oggi attonite e senza parole. Maria Chiara si trovava nella Seat con il fidanzato, lei sui sedili posteriori, lui davanti al lato passeggero, ed è sopravvissuto. Anche Alessandro era seduto dietro quando il guardrail lo ha colpito. Fra una settimana doveva iniziare il nuovo lavoro in un'azienda di Ceggia. Alla parrocchia di San Pio X lo ricordano tutti come appassionato capo scout, così la sua catechista. Era veramente un bravo ragazzo, un alunno diligente, non si può dire niente. Conosco il papà purtroppo del ragazzo che è deceduto e non so cosa dire, veramente. Non ci sono parole, non ci sono parole. Porto solo le mie condoglianze a tutte e due le famiglie. Proprio al bar vicino alla chiesa gli amici scout si ritroveranno in serata anche per farsi forza. Sono venuti i ragazzi prima a chiedermi se potevano organizzare, adesso non so cosa organizzeranno, penso faranno un momento di raccoglimento, qualcosa in suo onore, presumo. Verranno qua verso le 6, penso.